Arrivato ieri da Brescia, ripartirà domani per Bologna, in tour nelle 7 regioni italiane più colpite dal Covid. Oggi il TIR della SIARTI, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, è parcheggiato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Padova. I Care, il titolo dell'iniziativa, mi prendo cura, la traduzione in italiano, come hanno fatto le decine di migliaia di medici tra la fine di febbraio e maggio che in prima linea hanno affrontato la guerra al coronavirus. È stata un'esperienza impegnativa, ma non è stata un'esperienza solitaria, nel senso che è stato un lavoro di gruppo che ha coinvolto non solo i rianimatori, ma soprattutto anche il sistema 118, quindi tutte le centrali operative che hanno saputo governare il flusso dei pazienti verso gli ospedali. A confronto medici di tutto il Veneto che hanno condiviso in pubblico le loro esperienze. Spero che non sia, che sarà l'unica esperienza che ho fatto dopo 30 anni, perché purtroppo il SARS abbiamo cominciato a convivere dal 2000, questa è la terza epidemia, questa volta la pandemia, per cui forse veramente dobbiamo attrezzarci. Il ruolo centrale rimane comunque quello della ricerca. Rispetto alla prima ondata, dove davvero sapevamo niente, abbiamo acquisito molte conoscenze e queste conoscenze ce le ha date sicuramente la ricerca. Anche se il quesito più importante in questo momento è capire cosa potrà succedere. Non credo che in questo momento la popolazione si debba preoccupare, ma deve mantenere alto il livello di attenzione. Non possiamo tollerare l'ondata che ci aveva colpito all'inizio. Siamo più pronti, ma anche più stanchi.